Bene, se sei arrivato in questo video e hai mal di testa o emicrania, sei nel posto giusto. Io sono Alessio Veneziano di Veneziano Therapy e in questa sessione guidata ti mostrerò cosa farei io direttamente sul mio corpo, sulla mia mente, per regolare il sistema nervoso e quindi abbassare il livello di mal di testa o se non addirittura curarlo totalmente in pochi minuti. Questi esercizi sono appunto il tracciamento somatico e tapping dei meridiani del nostro corpo. Ti porterò passo dopo passo e ti consiglio di guardare questo video una volta semplicemente guardando cosa faccio e poi ripetere l'esercizio, quindi ripetere il video da zero e farlo su di te, così sai bene cosa aspettarti e cosa fare. La prima cosa che faccio è dargli un voto. Da 0 a 10 do un voto all'intensità del dolore. Nel mio caso parliamo di un dolore che va dai 6 ai 7, ok? Sulla scala da 0 a 10. 10 ovviamente è dolore molto intenso e 0 è nessun dolore. Cercheremo in questa sessione di una decina di minuti di abbassare il dolore il più che possiamo. Quello che faccio quindi adesso è chiudere gli occhi. Quindi ho la schiena dritta, mi focalizzo semplicemente sul respiro, quindi cercando di regolarizzare il respiro il più che posso, respirando con il mio naso, quindi inspiro col mio naso ed espiro dalla bocca piano e profondamente. Faccio altri 2 cicli così. In questo momento sto cercando di focalizzare tutta la mia energia sul respiro. Una volta fatti questi 2 cicli, cerco di rilassare la parte della fronte, quindi questa parte qua. Cerco di rilasciare la tensione su quella parte, sulla parte del mio viso, quindi mandibola, guance. Mi focalizzo anche sulla parte del cranio, quindi cercando di rilassare il più che posso, non focalizzandomi assolutamente sul dolore, ma solo sulla sensazione di rilassamento della cute. Ok? Perfetto. E a questo punto, una volta che ho terminato questo step del respiro e del rilassamento della cute, vado a focalizzarmi sulla parte in cui ho dolore. In questo momento ho dolore sulla parte destra in alto, qui. Semplicemente vado a focalizzarmi su quella parte lì, guardando e osservando cosa succede, semplicemente osservando. Non devo assolutamente cercare di abbassare il dolore o farlo spostare, ma osservo l'intensità. Osservo se si sta muovendo magari da questa parte verso un'altra parte, se rimane fermo il dolore o magari si estende. Osservo se sta pulsando quella parte lì. Cerco di capire che il calore, se è una parte in cui sento del caldo, del freddo. Ok, una volta arrivato a scanalizzare quella parte del corpo in cui sento dolore, adesso voglio che ti focalizzi sulla parte prefrontale, ok, della parte della tua fronte, cercando di focalizzarti su questo punto qua in mezzo ai tuoi occhi, in mezzo alle tue sopracciglia, proprio in mezzo. Se puoi mettere anche una mano in questa parte qui. E voglio che in questo momento semplicemente guardi con i tuoi occhi, con occhi chiusi ovviamente, questa parte del corpo, ok? Inizialmente puoi posizionare il tuo dito, voglio che ti focalizzi su quella parte del corpo e semplicemente voglio che osservi quello che succede. Il tuo dolore sta andando su, sta andando giù,
ti sta muovendo, magari la pulsazione si sta innalzando o sta diminuendo. Intanto non ti distogliere dalla focalizzazione sul respiro. Continua a guardare su quella posizione del tuo corpo, quindi la parte in mezzo alle tue sopracciglia. Ok. E adesso, siccome il dolore all'emicrania, il dolore in generale, soprattutto quello cronico, è collegato a un'emozione, a un qualcosa che nella nostra vita in questo momento stiamo resistendo, o magari che vogliamo cambiare ma non riusciamo, o magari che ci mette ansia o preoccupazione. C'è un qualcosa in questo momento, in questo periodo della tua vita, o questi giorni, o magari anche solo oggi, a cui tu stai resistendo, che ti sta preoccupando e ti sta mettendo in preoccupazione o ansia. Voglio che associ questo dolore alla tua tempia o alla tua testa o al cervicale, proprio a questa sensazione emotiva, ok? E in questo momento non dobbiamo fare altro che accettare questa connessione tra dolore e emozione. C'è sempre un perché al dolore, che è una sorta di flusso di energia che è stato bloccato in quella posizione del corpo. In questo momento stai regolarizzando il tuo sistema nervoso perché stai accettando questa connessione. In questo momento non stai assolutamente facendo a battaglia o andando contro il dolore, ma lo stai accettando per com'è, lo stai guardando, lo stai osservando. Ora voglio che ti focalizzi solo sul respiro. Adesso andiamo a focalizzarci dal respiro all'ambiente esterno. Prendi nota nella tua mente di odori, temperatura, suoni. Prendi nota di come questo ambiente esterno ti sta influenzando, le sensazioni che arrivano dall'ambiente esterno al tuo corpo, quindi in base al tuo stato mentale o corporeo. Ok, a questo punto puoi aprire gli occhi e facciamo l'ultimo step, quello di tapping dei meridiani. Andremo a focalizzarci su diversi tapping, diverse parti del corpo dove passano dei meridiani, dei flussi energetici, focalizzandoci su questi flussi energetici, questi meridiani che vi mostrerò tra poco, andremo semplicemente a fare del tapping. Il tapping è una percussione con le dita che faremo in diverse parti del corpo, molto gentile, non devi andare veramente in profondità con le dita, ma semplicemente gentilmente fare un tapping, una percussione su quella parte del corpo che ti mostro. Ok? Ti ripeterò delle affermazioni dove tu le potrai solo anche pensare, quindi io te le dirò, tu le pensi e le ridici all'interno di te. Puoi anche dirle ad alta voce se preferisci, ok? Quindi inizialmente ci focalizziamo su questa parte del corpo. Non è importante quale mano usi, perché le andremo a cambiare poi successivamente. Quindi voglio che batti su questa parte qui e ripeti dentro te stesso che anche se ho questo mal di testa, questa tensione al mio corpo, accetto e amo me stesso per così come sono. E un'altra volta, e anche se ho mal di testa, tensione emotiva, tensione corporea, dovuta a, deciderai tu perché,
accetto e amo me stesso, così come sono. Altra terza volta. Continua a fare tapping e, anche se ho mal di testa, ho questa tensione al corpo che non mi lascia un momento, dovuta a stress da lavoro, famiglia, una persona, decidi tu. Accetto me stesso per così come sono, per quello che ho fatto e per quello che sto facendo nella mia vita in questo momento. Ok? Ok, cambiamo posto adesso. Andiamo sulla parte delle sopracciglia, quindi questa parte qua, proprio all'interno delle sopracciglia. E semplicemente ripetiamo a noi stessi che anche se abbiamo dolore, anche se hai dolore, emicrania, mal di testa, che non ti lasci un momento, accetti te stesso per come sei, per quello che hai fatto. E andiamo su questa parte del corpo. Stessa cosa, ripeti all'interno di te la problematica che stai avendo, mal di testa o anche, diciamo, anche tensione emotiva, stress, per qualsiasi motivo. Quindi metti in evidenza al tuo cervello che sei a coscienza del problema, ma lo accetti per così com'è e accetti il tuo corpo per così com'è, ok? O le tue azioni per così come sono. Quindi questo tapping è semplicemente vicino agli occhi, sulla tempia dove trovi l'osso praticamente della tempia, ok? Cambiamo, quindi questo è gentile sull'osso, proprio sotto l'occhio, ok? E continui con l'affermazione. E anche se ho mal di testa, anche se questa persona, questa situazione mi rende stressato, in ansia, preoccupato, accetto il mio corpo, la mia persona per così com'è. E andiamo sull'altro. Quindi questa è tra naso e labbro, proprio qui in mezzo. Se puoi, puoi farlo, puoi mettere il tuo labbro, le tue labbra in questo modo per sentire meglio, diciamo, la parte in mezzo, ma non è necessario, ok? E continui a ripetere l'affermazione di prima. Bene, adesso l'altro è in mezzo tra il labbro inferiore e mento, proprio in mezzo. E anche se ho mal di testa, stress emotivo dovuto a questo o quest'altro, accetto me stesso per così come sono e amo me stesso per così come sono. Bene, stessa cosa sulla parte della bassa della clavicola, sentite le ossa qui? Ok, stiamo leggermente un dito più in basso. E qui potete usare tutte le vostre dita, stessa cosa, tapping, qualche secondo. E anche se ho mal di testa, la mia testa non mi lascia un momento, questo dolore non mi lascia un momento, e sono stressato per questo e quell'altro, accetto me stesso per così come sono e amo me stesso per così come sono. E l'altro tapping è in mezzo tra l'ascella e diciamo la parte costale. Qui dovete battere un po' più forte e ripetete la stessa affermazione di prima. Non è importante a sinistra o a destra, ok? E anche se ho questo mal di testa, tensione emotiva, stress, che non mi lascia un momento questa giornata, dovuto a
problemi al lavoro, problemi in famiglia, finanziari. Accetto me stesso per quello che sono, amo me stesso per quello che sono e per quello che ho fatto oggi e in passato. E poi l'ultimo, parte superiore della testa, e anche se mal di testa, tensione emotiva, tensione al mio corpo, accetto me stesso per così come sono, per quello che ho fatto, perché ho dato il massimo e non posso cambiare il passato, posso solo cambiare il presente, accetto me stesso per così come sono. Ok? Faremo un altro ciclo, adesso non lo faccio con voi, ma voi rifarete un altro ciclo con le vostre affermazioni o quello che diciamo è giusto per voi. E sono sicuro che da 0 a 10, in base a quello che avete dato prima come voto, nel mio caso era 7, andrete su 5 o su 4 o su 2. A volte capita che addirittura il dolore va giù direttamente fino a 0. È una di quelle dei tracciamenti somatici e esercizi psicosomatici che amo di più. Provatelo su di voi, fatemi sapere nei commenti se ha funzionato. A volte servono 1, 2, 3 cicli di quello che abbiamo fatto oggi, ma sono sicuro che se continuate a farlo per 1, 2, 3, 4 giorni di fila, avete un incremento della vostra regolazione del sistema nervoso e, e starete sicuramente meglio. Fatemi sapere, spero che vi ho aiutato in questa sessione. Nel mio caso il mal di testa è andato molto più giù, era 7, 6, ora siamo intorno ai 3, 4. E niente, se volete saperne di più, guardate altri miei video, ho diversi altri esercizi. Questi esercizi li faccio in diretta eh, attraverso Zoom con un gruppo che mi segue. Se volete essere all'interno del gruppo, quindi fare in diretta con me e vi guido passo dopo passo. Abbiamo delle sessioni di 60-90 minuti ogni settimana dove possiamo fare l'esercizio insieme, scambiarci le esperienze. Ovviamente c'è molto di più di quello che possiamo fare che questo che avete visto. Gli esercizi sono sempre diversi, c'è una parte diciamo educativa e una parte di pratica, ok? E non serve assolutamente nessun aggeggio particolare per fare questi esercizi, serve solo una vostra videocamera, magari se avete un microfono, ma non è importante il microfono, anche diciamo solo il PC va bene, va bene? Spero di avervi aiutato ancora, io sono Alessio Veneziano di venezianotherapy.com, sono un fisioterapista specializzato in psicosomatica e in dolore cronico. Se volete saperne di più su di me e su quello che faccio, vi lascio l'articolo, il link è in descrizione, così vedete un po' di cosa mi occupo e come posso darvi una mano in caso. Ok? Ci vediamo al prossimo video, grazie e alla prossima.